La crisi economica sta incidendo fortemente sulla società moderna, ma soprattutto sta modificando il modo di consumare perché sta cambiando il consumatore. Non si tratta più del consumatore degli anni 90 o dei primi decenni del 2000. Chi acquista oggi lo fa sicuramente in modo diverso. Si sta passando, spiegano gli esperti, da un consumo centrato sul possesso a un tema del recupero, ad esempio, di tutti gli elementi di in qualche modo prudenza, riuso, eccetera, eccetera, che in qualche modo erano anche un po', come dire, proprietari della nostra cultura tradizionale. Ecco perché di fronte a questo scenario è necessario che anche le aziende ripensino al loro modo di fare impresa, rivedendo i loro modelli di business, e così la parola d'ordine diventa low cost. Bisogna in qualche modo capire e riuscire a controllare la propria comunicazione, il proprio prodotto, anche il nostro modo di fare il prezzo, tenendo conto di queste nuove sensibilità. Anche nella realtà economica trevigiana, basata soprattutto sul manifatturiero, il processo low cost può rappresentare il futuro. Il processo del low cost è una revisione completa di tutto il processo aziendale, ovvero sia da come si pensa al prodotto, a come si produce e a come si commercializza. È invece una ricerca di un giusto valore delle cose, di un equilibrio nell'utilizzo delle risorse, e quindi sotto questo profilo certamente il costo, il prezzo, il rapporto tra qualità e prezzo sono elementi che in questa congiuntura diventeranno sempre più importanti.